Brava Veila, scusate, ma Paolo, Domenico e Fausto siete una bomba insieme. Anche a Veila, con Hai la sentito sua che belle canzoni? Bellissima. Ma quindi mi state dicendo che avete fatto tutti i pezzi nuovi praticamente? Tutti nuovi. Microfono. Microphone, on the microphone, bellissimo. E tra le altre cose, scusate, rubi il microfono, volevi domandare al me Domenic che sono pezzi nuovi scritti in quanto tempo? Dai. Che le ha scritte è stato Fausto che le ha scritti. Noi quando ci ha dato gli spartiti in 10 giorni. Per l'incisione dici? Sì, una decina di giorni. Abbiamo fatto presto perché abbiamo deciso la svelta, sai. Ma voi siete... dovevamo venire a vederti qua, allora sai, ha detto fai presto perché la Giorgia ci aspetta. Sai bene. Bravo. Ecco. Senti Paolo, ma i racconti che mi facevate, mi ricordo di una volta, quelli della miniera, della fatica che si faceva, anche dell'allontanamento da casa, li ritrovo qua? Sì, c'è anche una canzone dove sono nato, che è molto bella, che dopo la faremo sentire. Sì, anche ma non è questa, perché questa qua è ho tolto la copertina, anche perché li voglio ascoltare. Questo è il volume 1 di Notte senza luna, una bella cumbia. Bellissima. È questa che facciamo adesso? Sì. È bellissima. Per me è una delle canzoni che mi piace di più. Ecco, vedi, arrivo, eccoti Fausto. No, tieniti il tuo. Diamo a ognuno il suo microfono. Bravo. No, questa è una canzone che mi è venuta in mente perché sono situazioni che ce ne sono spesso di queste situazioni. Cioè, due ragazzi che si innamorano e pensano di conquistare il mondo e vanno via da casa da soli, però non hanno soldi, credono di... Poi succede che insomma, vedono che le cose vanno male, poi lei aspetta un bambino e allora cosa fanno secondo te? Cosa fanno? Si lasciano? Tornano a casa dei genitori, perché se non ci sono i genitori come fanno ad andare avanti? Purtroppo la triste realtà fa come dire un bel finale. No, il finale è vero, un finale vero. Ci sta. E i genitori a braccia aperte. E i genitori li hanno presi. Bravi, un applauso a chi è mamma e chi è papà, dai, diciamolo. Siamo pronti? Una bella cumbia, quindi? C'è Leila o ci sei tu? Senza luna, no, questa qua è senza fisarmonica, è un bel ballabile, lo possiamo ballare, Giorgia, dai. Vai, girasoli! I girasoli! Sotto i fiori bianchi di un ciliegio c'erano due giovani amanti, erano felici e innamorati, eran fatti proprio l'un per l'altra. Lei era una povera ragazza, lui era il figlio di un signore che senza alcuna titubanza disse al figlio: lei non fa per te. Ma una notte senza la luna si avviarono in cerca di fortuna e nelle tasche solo speranza di giorni lieti di amore e libertà. In quella stanza fredda e buia, quei due corpi erano ormai stanchi, giorni e giorni con il loro amore, ma senza denaro e senza cibo. Poi arrivò quel giorno inatteso, lei disse: avremo il nostro figlio. Si asciugò le lacrime dal viso e fra le braccia gli parlò d'amor. Ma una notte senza la luna, col cuore in gola ritornarono verso casa, si aprì una porta e in quel silenzio
il genitore se la strinse forte a sé. Questa sarà la casa dove potrete dare vita a una famiglia e vostro figlio sarà felice e un grande amore in questa casa regnerà. Era una notte senza la luna quando l'amore di due giovani sbocciò. Intanto grazie ai ballerini della Nikita Dance di Trezzano. Ancora i girasoli, ma veramente grandi, Paolo, Domenico, Fausto, è bellissimo vedervi insieme, ragazzi, guarda, ve lo dico proprio dal punto di vista proprio professionale, ma anche insomma umanamente parlando, ecco, sono proprio felice di rivedervi Giorgia, insieme. Ma hai visto, anche uno come me che non sa ballare, le canzoni dei girasoli fa ballare. Con hai Veila visto? però, Ma che meraviglia. Con Veila, ragazzi, Senti, è bello, e proseguiamo con